rimasto in silenzio davanti al jeep Branko Đurđević, il 36enne che ha sparato allo zio. Gli investigatori si è consegnato perché aveva capito che non poteva andare da nessuna parte. Ancora in fin di vita lo zio Gjoko. Decisa una intensificazione dei controlli per evitare nuovi episodi di violenza in Borgo Capriolo, ma nel vertice si è parlato anche del rischio assembramenti. La prefetta annuncia il giro di vite nei plateatici. Stop alla mobilità tra regioni fino al 22 febbraio, ma per Zaia i confini vanno riaperti, contrario invece alla proroga delle lezioni a scuola fino a fine giugno. E sulla compravendita di vaccini conferma andiamo avanti. Dopo le consultazioni tra il premier incaricato alle province italiane e il presidente, Stefano Marconi individua strade ed edilizia scolastica come le priorità per il territorio. Dopo la riapertura delle scuole superiori al 50%, i primi casi di quarantena ai presidi della Marca si rivolgono ai ragazzi. Le scuole sono sicure, fate attenzione ai comportamenti fuori dall'aula. Un vero e proprio blitz, quello dei ladri a Catena di Villorba, almeno 3 case visitate in una notte. I malviventi hanno fatto irruzione nonostante ci fossero i proprietari che dormivano. Giornata mondiale del malato celebrata a Madonna Grande. Il vescovo Tomasi: con il Covid ci siamo scoperti più vulnerabili, vincono l'amore e la solidarietà. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ancora i fatti di Santabona con la sparatoria che lunedì ha sconvolto il quartiere. Davanti al jeep questa mattina il 36enne accusato di aver sparato allo zio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma resta in carcere. Intanto la questura ha diffuso le immagini della cattura. È stato convalidato l'arresto di Branko Đurđević, il 36enne che lunedì scorso ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco colpendo lo zio Gjoko, detto Domenico, 52 anni, alla testa. Lo ha visto accasciarsi, ha raccontato, ed è scappato. Ora è rinchiuso nel carcere di Venezia con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo d'arma. In questura questa mattina la ricostruzione di quanto avvenuto in Borgo Capriolo, la fuga e poi l'arresto. Abbiamo eliminato subito, nell'arco appunto di poche ore, un pericolo per la cittadinanza, perché ci siamo messi subito sulle tracce di questa persona, l'abbiamo localizzata, si è nascosta per pochissimo tempo e dopo comunque è stata costretta a consegnarsi. Oggi davanti al jeep ha deciso di restare in silenzio. Branko avrebbe fatto fuoco al termine di una violenta discussione che ha avuto come oggetto le nipotine di Domenico Đurđević, di cui una, la più piccola, vive in Croazia con la madre e che Gjoko non sarebbe più riuscito a vedere. Le prove sono pressoché schiaccianti, non ci sono dubbi sulla responsabilità di questa persona. È stata utilizzata un'arma da fuoco, quest'arma da fuoco la stiamo ricercando attivamente. Branko avrebbe fornito anche una versione su dove aveva messo l'arma, ma rivelata poi falsa. Sul fatto che qualcuno possa averlo aiutato sono in corso accertamenti. Durante la fuga ha utilizzato il cellulare solo per pochi istanti, ha telefonato ai parenti e sarebbero stati loro a mediare con la questura la sua consegna spontanea, concordando un luogo in cui essere prelevato dai poliziotti. È stato rintracciato a 2 chilometri da Borgo Capriolo. Non ci sono zone franche, tuona ora il questore. Effettivamente abbiamo voluto riaffermare che non ci sono zone franche nel territorio italiano e soprattutto qua a Treviso. Ogni controversia deve essere risolta con gli strumenti e le risorse che sono messe a disposizione dalla legge. Non è consentito farsi giustizia da soli. Così in questura, mentre in prefettura è stata decisa una intensificazione dei controlli per evitare nuovi episodi di violenza, ma nel corso del Comitato dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza che si è tenuto questa mattina si è parlato anche del rischio assembramenti in centro a Treviso nel fine settimana. Teniamo monitorata la situazione, consapevoli che potrebbero esserci anche degli altri episodi. Massima attenzione ed intensificazione dei controlli a Borgo Capriolo dopo la sparatoria che ha riacceso i riflettori su questa zona della città di Treviso. Vertice in prefettura per definire le strategie ed impedire che si verifichino altri episodi di violenza. Ovviamente il fatto di sangue che si è verificato recentemente ha acuito alcune tensioni o rischia di acuire alcune tensioni
e quindi anche su questo punto ci saranno ulteriori intensificazioni dei controlli da parte delle forze dell'ordine, ma anche da parte del comune, una serie di attività di tipo amministrativo anche per capire la regolarità delle presenze nei vari appartamenti che sono comunque le abitazioni che sono anche di proprietà dell'Ater. Se nell'immediato dunque polizia e carabinieri sorveglieranno la zona, la polizia locale avvierà puntuali verifiche sugli alloggi e chi vi abita. Chi non ne ha diritto e non è assegnatario ovviamente in quell'alloggio non può stare. L'obiettivo è quello di tutelare le persone per bene che occupano regolarmente gli alloggi del comune e dell'Ater e tutelare appunto questa fascia di cittadinanza e far capire che Treviso non è una città nella quale si può fare quello che si vuole, da regolamenti di conti a sparatorie a altri tipi di reati. Ma al centro dell'incontro in prefettura anche i timori legati all'avvicinarsi del fine settimana e di rischio assembramenti in centro città. Certi atteggiamenti non saranno tollerati, dice la prefetta, annunciando anche alla luce della nuova ordinanza regionale il giro di vite. Specialmente per quanto riguarda i plateatici, che sono dimostrati una criticità evidente perché troppe persone ovviamente si fermano vicini senza avere la maschera. L'ordinanza regionale sull'obbligo di consumare al bar solo seduti dalle 15 e con la mascherina abbassata solo per bere dovrebbe risolvere le criticità riscontrate lo scorso weekend, ma il Comune è pronto, qualora fosse necessario, a chiudere il centro. Siamo pronti sia con la polizia locale che con la protezione civile a intervenire qualora dovessero saltare gli schemi di sicurezza. E a proposito di Covid ci sono i dati della sera relativi al contagio, 333 nuovi casi di positività al virus nella giornata di oggi su tutto il territorio regionale, nelle 24 ore parliamo di 756 casi, 29 i decessi. Per Treviso 126 nuovi casi di positività, 9 è un dato ancora alto, quello relativo ai decessi. In questo contesto si inserisce lo stop ormai certo alla mobilità tra regioni fino al 22 di febbraio. Oggi però il presidente Zaia si era detto favorevole all'apertura dei confini, contrario invece alla proroga delle lezioni a scuola fino a fine giugno e sulla compravendita dei vaccini, altro fronte caldo, conferma. Andiamo avanti. Se mi chiedete la mia posizione tra aree con zone dello stesso colore giallo, penso che ormai sia scontato che si possa andare verso un'apertura del confine regionale. I dati di oggi, con 1.708 ricoveri totali, dei quali 107 terapie intensive, sembrano confermare la permanenza del Veneto in zona gialla. A cambiare avrebbe potuto essere invece dal 15 febbraio la mobilità tra regioni, tema sul quale oggi il governatore si è espresso favorevolmente, salvo poche ore dopo vedere confermata la volontà di altri governatori regionali con la chiusura dei confini almeno fino al 22 febbraio. Ancora per 10 giorni dunque non si potrà uscire dal Veneto senza giustificato motivo. Contrario invece il governatore alla possibilità di prorogare le elezioni per tutto il mese di giugno, come è da ipotesi trapelata dal nuovo esecutivo di Draghi. Se passasse questo principio vuol dire che certifichiamo che la DAD non è servita a nulla. Intanto anche il Veneto è in attesa del provvedimento governativo che dovrà decidere per l'apertura o meno degli impianti sciistici per il 15 febbraio. Stiamo preparando l'ordinanza, fermo restando che dovremo avere la conferma se si apre o no. Sulla ripartenza degli impianti decisiva la posizione del governo, contro la quale Zaia afferma di non potere nulla. Sui vaccini invece afferma si va avanti. Se esiste un mercato parallelo in cui comprare sarebbe una colpa non cercarli. Io vedo questo scenario che da qui alle prossime settimane intravedo un mercato sempre più libero, perché sto vedendo un'escalation di proposte, di contatti che ormai riguarda anche persone di seconda, terza, quarta mano. Ai veneti però Zaia chiede di non farsi illusioni. È una strada, diciamo, che per noi non nota, che stiamo iniziando a intraprendere e siamo arrivati appunto alla richiesta di un'offerta. Se ci mandano l'offerta vi dico ragazzi questa è l'offerta, adesso se non ce la mandano vi dirò ragazzi hanno chiacchierato tanto per nulla. Secondo la comunicazione di ieri sera, dalla Commissione europea non è arrivato alcuno stop decisivo, motivo per cui Zaia conferma di voler andare avanti scremando le offerte che quotidianamente la Regione sta ricevendo anche dal mercato extraeuropeo. Di proposte ne arrivano tante. Scartate quelle che sono poco sostenibili o parlano di vaccini che non sono autorizzati, ne sono rimaste un paio che il dottor Flor sta scandagliando in maniera più profonda. Confermo che abbiamo chiesto per iscritto che ci venga formulata una proposta scritta, quindi una base contrattuale.
Un brevissimo aggiornamento sul fronte della politica, perché è stato diffuso il voto di Rousseau, della piattaforma Rousseau sul governo. 74.537 i votanti nella giornata di oggi, quasi il 60%, il 59,3% ha detto sì. Di voto vincolante parla il reggente del movimento Vito Crimi. Arriva adesso una nota del ministro uscente, il bellunese D'Incà. Il Movimento 5 Stelle ha dato ennesima prova di responsabilità. Queste le parole del ministro bellunese. E al governo Draghi guarda anche la provincia di Treviso. Proprio ieri il premier incaricato Draghi ha incontrato le province a Montecitorio. Il recovery plan è l'occasione per dire ai cittadini italiani, per dire ai ragazzi e alle ragazze italiane che non ci sarà mai più una scuola non a norma da un punto di vista sismico. Chiedono un ruolo da protagoniste nel recovery plan alle province italiane incontrate nel secondo giro di consultazioni dal premier incaricato Draghi. Edilizia, scolastica e viabilità sono le priorità anche per la Marca. Noi pensiamo, anzi siamo sicuramente in grado di mettere in moto il Paese su quelle due competenze e farlo celermente, con competenza e con risultati che poi fanno cambiare passo al sistema Italia. Questa l'agenda di Marcona nel giorno di un atteso sopralluogo a Conegliano tra l'Istituto Cerletti e il Galilei Pittoni. Nel primo caso si sono ricavati nuove aule e laboratori che saranno gradualmente implementati anche per mantenere in loco i corsi avviati con l'Università di Padova. Ricordo che questo intervento è un intervento da 1.041.680 euro, lo ricordo a memoria, che mette in efficienza sotto il profilo energetico, classificandolo in NZEB si dice, quindi è energia quasi zero, e a norma antisismica, dando spazi importanti, fondamentali in questo periodo di pandemia. Al Galilei Pittoni invece partirà a breve un maxi cantiere per l'adeguamento sismico da 6 milioni di euro, un obiettivo inseguito da tempo e presto realtà. Ci siamo riusciti grazie alla capacità dell'ente provincia di intercettare fondi e anche mettendocene un po' di propri. E la questione degli spazi va di pari passo con quella degli atteggiamenti. Un appello preciso arriva dai presidi della Marca agli studenti. Un appello che mi sento di fare è: ragazzi, rispettate le regole, quelle 3 basilari, anche fuori dalla scuola, perché questo è a mio avviso è la cosa più importante, perché qui ci sono le regole e le devono comunque rispettare. A volte fuori magari si concedono qualche libertà in più, però potrebbe essere quella che poi fa la differenza in senso ovviamente negativo. Parole chiare quelle della preside del Cerletti, che sottolinea come il contagio avvenga il più delle volte fuori dalle aule, posizione ribadita anche dal collega del vicino Istituto Galilei. Abbiamo avuto solo una classe in quarantena e dopo 10 giorni è rientrata, ma per contagi presi fuori dalla scuola e non all'interno. Le scuole, questo è il senso, sono ormai tra i luoghi più sicuri, basta guardare ai banchi distanziati, alle mascherine in classe, ai gel igienizzanti negli spazi comuni. Al Galilei l'istituto è suddiviso in 10 zone indipendenti. In modo tale che tutti i ragazzi entrano nella propria zona di pertinenza, fanno la ricreazione nella propria zona di pertinenza e non hanno contatti con altri ragazzi della stessa scuola. Distanziamento, mascherina, igienizzazione. Quando i ragazzi e noi tutti riusciamo a rispettare questi 3 pilastri abbiamo già fatto tanto, però bisogna farlo ovunque, ovunque. Evasione fiscale tra il Vicentino e la Marca, sequestrati beni per oltre 1 milione di euro, a fare da società cartiera un imbianchino con la passione del rally. Di professione in bianchino, con SRL Piovene Rocchette, ma come secondo lavoro faceva da tramite attraverso una cosiddetta società cartiera ad altre ditte per fatturazioni inesistenti. La Guardia di Finanza di Schio e Vicenza, attraverso un'attività di polizia economico-finanziaria, è arrivata a smascherare l'attività fraudolenta. Attraverso l'incrocio di molteplici banche dati con metodiche elaborate nell'ambito del Comando Provinciale di Vicenza è stato possibile individuare e successivamente sottoporre ad indagini di tipo amministrativo e giudiziario
giudiziario. 10 le persone indagate per dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. 9 le ditte implicate, di cui 5 nel Vicentino, una a Montebelluna nel Trevigiano e altre a Pisa e Brescia. Messa a nudo una frode all'IVA dal 2016 al 2019 per 4 milioni di euro ed eseguito un sequestro preventivo per oltre 1.200.000 euro a 5 imprese. Tramite questa attività secondaria, perché lui normalmente fa l'imbianchino, ha permesso di avere un tenore di vita nettamente più elevato rispetto all'attività svolta tramite la sua ditta individuale e di permettersi anche un tenore di vita abbastanza lussuoso, testimoniato sia dai suoi consumi sia dal valore della sua villetta sottoposta a sequestro. Imbianchino, che attraverso l'attività illecita aumentava il suo reddito di 60.000 euro all'anno, in 3 anni 180.000 euro. Di fatto la SRL si interponeva in maniera fittizia, omettendo la compilazione di modelli di comunicazione nei rapporti commerciali per l'acquisto di materiali in lamiera da ditte straniere, dalla Slovenia, Slovacchia e dall'Ungheria, e il reale destinatario dei beni, emettendo e ricevendo fatture per operazioni inesistenti. La stessa merce di fatto non arrivava alla SRL priva di qualsivoglia struttura, ma arrivava ai diretti beneficiari, talvolta triangolando su altre società. Frontale questa mattina a Mansuet. La scena che si sono trovati di fronte i soccorritori faceva pensare al peggio. 3 mezzi pesanti coinvolti, uno era capovolto su un fianco, la cabina dell'altro quasi completamente distrutta. L'incidente è accaduto in via Castella a Mansuet, in direzione Porto Buffolè. Sul posto sono arrivati subito diverse squadre dei vigili del fuoco, le ambulanze del SUEM e i carabinieri del nucleo radiomobile di Conegliano. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine. Da una prima ricostruzione il furgoncino della Sabno era fermo al lato della strada per raccogliere i rifiuti, quando un camion dietro si è allargato per superarlo, ma ha urtato lo stesso il furgone della nettezza urbana. L'autista a quel punto non è riuscito più a tenere il camion, che ha invaso la corsia opposta proprio mentre stava transitando un altro mezzo pesante. I due si sono urtati lateralmente. Uno si è capovolto, l'altro ha perso parte del carico. Uno dei mezzi stava trasportando torba ed era condotto da un 52enne lituano, mentre un 24enne di Gorgo al Monticano era al volante di un camion che trasportava pannelli di legno. Uno schianto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L'autista straniero è stato trasportato all'ospedale di Oderzo per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Nessuna ferita per gli altri 2 autisti. I tir hanno praticamente bloccato l'intera carreggiata, la strada è rimasta chiusa fino alla rimozione dei mezzi. La cronaca ci porta adesso a Catena di Villorba per una raid dei ladri. Hanno scardinato la porta e sono entrati, hanno rovistato in camera da letto dove stavano dormendo i proprietari, sono riusciti a sfilare i cassetti di un comò a pochi centimetri da loro. Non solo, ma sono andati in bagno dove hanno anche preso degli oggetti per la manicure, oltre a monili e preziosi. Non vi siete accorti di... No, secondo noi subito no, non ci sembrava, ma dopo qualcosa ci hanno messo, perché a lei sono andati vicini, che lei sono leggero, a 80 centimetri. Le foto parlano da sole. Dopo aver arraffato tutto sono scesi in giardino ed hanno selezionato ciò che aveva più valore, il resto lo hanno lasciato lì. In cucina non hanno toccato niente, c'erano 5 euro sopra la bilancia, c'era il mio portafoglio, sul magazzino non l'hanno toccato. C'era la borsa di mia moglie sull'altra cameretta che bastava guardare, c'era. Ma la cosa che l'uomo non riesce a spiegare è il tempo che i ladri sono rimasti in casa. Dalle 3:21 che sono entrati, secondo l'orologio della telecamera, sono andati via dopo le 4. In questa via a Catena di Villorba i ladri hanno messo a segno almeno 3 colpi, sono entrati anche nelle abitazioni vicine. Siamo tutti parenti qua. Il cugino che c'è qua, la cugina, ha un cane, un lupo, che ora io che tiro fuori. Circa all'1 ha dovuto andare a richiamare, non mi ricordo come si chiama il cane, l'ha richiamato in casa perché faceva. Perciò vuol dire che già a quell'ora c'era dei movimenti. I malviventi sono anche entrati in una casa dove abita da sola una signora. Ha sentito rumore, ha detto, anch'io ripeto quello che mi hanno raccontato, ha sentito come delle sedie che si muovevano e ha detto: chi c'è? È andata in cucina e non si è accorta di niente, ha detto, è riandata a letto e la storia finisce là. Al mattina, quando viene su, si va in cucina e si accorge che manca la macchinetta, quella per misurare la pressione. E poi si trova la finestra aperta. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
Ancora cronaca subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per raccontarvi la storia di Walter Adamo, morto di Covid 2 mesi fa, stimato primario di ginecologia a Treviso, ha lasciato un'eredità davvero importante. Oggi abbiamo ascoltato la figlia che dopo questa perdita ha avviato una raccolta fondi per un ospedale africano in cui Adamo aveva prestato servizio. La cifra è da record. Il vuoto che lui ci ha lasciato è enorme, però vi assicuro che lo sentiamo in tutte le cose belle che facciamo e portiamo avanti e proprio per questo, lo dico con molta commozione, il risultato è stato incredibile. 24.706 euro, poco più di 2 mesi per raccogliere una somma tale. È il segno tangibile dell'affetto e della gratitudine che i trevigiani hanno dimostrato per Walter Adamo, ex primario di ostetricia e ginecologia al Cafoncello di Treviso, l'uomo che con la sua dedizione e competenza ha fatto nascere migliaia di bambini. La somma è stata devoluta dai trevigiani per il progetto nato proprio durante il suo calvario per aver contratto il Covid. Un medico che ha lottato anche per esportare la conoscenza in campo ginecologico, superando i confini italiani e volando con i medici con l'Africa Q a Matosa Maganga, in un ospedale dove, una volta tornato a casa, promise di ritornare. Il suo progetto a lungo termine era quello di tornare lì per occuparsi della formazione del personale locale. Infatti papà ha sempre creduto che fosse necessario dare a loro gli strumenti. La nostra sofferenza per la vita di un'altra, questo è il progetto nato dopo la perdita di Walter, che a breve farà arrivare la somma raccolta in Tanzania nell'unica struttura di riferimento per emergenze ostetriche della zona. Adamo aveva lasciato lì una parte del suo cuore, mentre l'associazione da lui creata continua nel suo lavoro di sostegno a mamme e bambini ed è già al lavoro per un nuovo progetto grazie all'impegno della figlia Elisa, stimata fotografa che con i suoi scatti ha raccontato la malattia e la disabilità. Ricordiamoci invece che le donne chemioterapiche o comunque chi affronta un altro tipo di malattia, i disabili, quelli con le malattie, persone che hanno malattie respiratorie eccetera, continuano a vivere in un perenne lockdown. È stata attivata alla tenenza dei carabinieri di Oderzo, la vedete dalle immagini, una stanza tutta per sé, un'aula di ascolto protetto rivolta alle donne vittime di violenza. La stanza rappresenta un luogo sicuro nel quale le donne potranno parlare con operatori dell'arma appositamente formati che le aiuteranno nell'ascolto di situazioni di difficoltà e ad affrontare il percorso di allontanamento da situazioni di pericolo per sé e per i propri figli. Giornata mondiale, quella di oggi del malato, l'abbiamo trasmessa in diretta alla messa del Vescovo Tomasi che ha parlato di fragilità e incertezza aumentate nella pandemia. Il contagio del Covid sta creando tanto dolore, troppi morti e ancora sempre molti ammalati che portano su di sé i segni pesanti spesso della malattia. Nella giornata mondiale del malato, la celebrazione nel santuario di Madonna Granda con il vescovo Monsignor Michele Tomasi che a Maria affida i malati e quanti si prendono cura di loro, samaritani discreti e forti, tenaci, sorridenti e fedeli. Tomasi coglie l'occasione per portare alla nostra attenzione una riflessione profonda. Fragili, vulnerabili, mortali. Abbiamo sempre saputo di essere anche così. Sì, l'uomo è anche questo, ma volevamo e potevamo dimenticarcene nel complesso della nostra società, perché almeno apparentemente funzionavamo bene, ma davvero sani, davvero felici. Illusi e ubriacati delle nostre capacità che rimangono, ma siamo anche fragili. Le difficoltà economiche, le precarietà lavorativa, l'incertezza, la nostra realtà quotidiana è diventata anche questa con il coronavirus. Ma se il dolore diventa il limite a cui tutti, ma davvero tutti, sono sottoposti, allora, ricorda Monsignor Tomasi, c'è davvero il luogo della salvezza. Siamo bravi, che abbiamo tante capacità, che abbiamo tanti mezzi di cui ringraziamo la scienza, la tecnologia, la mente umana, ma che dobbiamo
dobbiamo continuare a cercare ciò che è essenziale, e ciò che è essenziale è il cercare di volerci bene, di dare senso alla nostra vita, perché quello che rimane e che rimane per sempre è soltanto l'amore. Se tempo e storia non sono più universalmente garantiti, allora questo può anche essere il tempo della rigenerazione. Un tempo vissuto nell'amore, nel servizio, nella cura, nella solidarietà autentica, nella responsabilità per il bene di tutti. È veramente commovente vedere come ci sono persone che si prendono cura di altre persone semplicemente perché va fatto così, perché il bene va fatto bene. È una grande testimonianza che stiamo ricevendo. Presentato questa mattina a Casugan il progetto Orchestra Giovanile Filarmonia Veneta, con l'obiettivo di valorizzare le giovani eccellenze musicali che si sono formate in ambito veneto. Il progetto, lanciato dall'Associazione Orchestra Regionale Filarmonia Veneta in collaborazione con il Comune di Treviso e la Regione, desidera offrire un'esperienza professionale e formativa a tutti i giovani strumentisti veneti tra i 16 e i 27 anni, che saranno chiamati a superare una prova di idoneità per essere ammessi alle attività del progetto. Per ogni candidato giudicato idoneo sarà messa a disposizione una borsa di studio annuale. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano il lutto all'Appia per la morte improvvisa del direttore Giuseppe Darold. Aveva 62 anni. Ieri Darold è arrivato in ufficio come ogni giorno, è stata la segretaria entrata attorno a mezzogiorno per salutarlo prima di uscire, a trovare il direttore riverso sulla sua poltrona. Immediatamente è scattato l'allarme, prima la chiamata al 118, poi il tentativo di rianimazione da parte di un dipendente addetto al primo soccorso indirizzato al telefono dal personale dell'emergenza urgenza, che si è però rivelato vano. Giuseppe Darold lascia la moglie e il figlio Giacomo, molto conosciuto. Darold è ricordato come persona capace, competente, che ha sempre dato molto all'Appia, dove ha speso tutta la sua vita. Andiamo a Cortina, dove inizia male il mondiale di sci per gli atleti azzurri. Oggi, dopo 3 giorni di cancellazioni a causa del maltempo, le prime 2 gare di Supergigante che hanno visto gli italiani fuori dal podio. I mondiali di Cortina iniziano nel segno della Svizzera, che piazza una doppietta nel Super G femminile, prima gara del programma dopo lo stop forzato dei primi 3 giorni. Scenario da cartolina per la vittoria della grande favorita, la ticinese Lara Gut-Berami, che è riuscita a conquistare il titolo iridato davanti alla compagna di squadra Corinne Suter. Ma la gara è andata male per le azzurre. La migliore è stata Federica Brignone, che è riuscita a piazzarsi soltanto al 10° posto. Le italiane purtroppo hanno fatto un po' fatica. Probabilmente una neve troppo facile per le caratteristiche delle nostre ragazze, perché sono molto tecniche. Sulla nuova pista vertigine il Super G maschile, l'oro è andato all'austriaco Vincent Kriechmeier, dominatore della stagione. Il tedesco Romet Baumann ha scalzato dal podio l'azzurro Dominic Paris. Fuori Mattia Casse, più indietro su un tracciato difficilissimo. Sono finiti gli altri azzurri come Emanuele Buzzi oltre il 10° posto, Matteo Marsaglia e Christoph Innerhofer. La nuovissima pista vertigine tracciata dal tecnico azzurro Alberto Ghidoni si è rivelata spettacolare e difficilissima, soprattutto sul lungo salto da cui prende il nome la pista, all'altezza del rifugio Duca d'Aosta. La pista maschile, la tracciatura ha fatto una grande differenza, quindi l'ha resa molto impegnativa e molto spettacolare. Bisognava usare la tattica, non era solo una questione di tecnica, ma ci voleva anche la tattica. Domani a Cortina niente gare, ma prove cronometrate di discesa, sia per gli uomini che per le donne. Soprattutto la squadra italiana mi auguro che parta con la seconda. Se fossimo partiti con una piccola medaglia saremmo stati ancora più motivati e tifosi, quali ospiti d'onore della squadra italiana, e speriamo che si possa avere qualche gioia anche come medaglia. Dopo una vita dedicata all'arma si è spento questa mattina all'età di 88 anni il maresciallo maggiore aiutante Annibale Criveller, per 15 anni alla guida della stazione dei Carabinieri di Feltre, per 23 anni presidente della locale sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Nato nel 1932 a Casale sul Sile, si trasferì a Feltre proveniente da Longarone nel novembre del 63, subito dopo la tragedia del Vajont. L'ultimo saluto al maresciallo verrà
dato sabato alle 15 nel Duomo di Feltre. Parliamo adesso di viabilità alla periferia di Belluno, perché è scontro tra amministrazione comunale e Lega. Il traffico proveniente dalla Gordino e il suo impatto sulla viabilità di Belluno. In mezzo c'è la stazione di Mier, in virtù della bretella Cucciolo-Marisica. L'amministrazione comunale annuncia un progetto definitivo per una nuova viabilità che però non sarebbe mai arrivato in commissione. Intanto un comitato di 600 persone si interroga e la Lega prende posizione. La nostra proposta è quella di bypassare il quartiere con una strada totalmente nuova, un innesto in galleria, lo spostamento di una rotonda sulla viabilità principale e il ricollegamento a Marisica. Questo senza impattare il quartiere di Mier, andando incontro alla richiesta del comitato e avvicinandosi al polo scolastico del Calvi Renier per creare quello che era il vecchio collegamento per fruire maggiormente delle scuole scendendo dal Cucciolo. Il tracciato proposto dalla Lega, che prevede una galleria di 400 metri, costa forse il doppio di quello avanzato a Palazzo Rosso, che peraltro avrebbe alle spalle un benefattore. Il progetto comunque non convince. Ma sicuramente l'utilizzo di via Fulcis e l'innesto sulla strada attuale, che porterà sicuramente disagio per il quartiere di Mier, un aumento del traffico pesante e uno stravolgimento della viabilità ai danni dei cittadini. Dall'opposizione si mette anche l'accento su come un'opera come quella che loro avversano non sarebbe poi passibile di modifiche a posteriori. Lo scontro certo non finisce qui. Parliamo di noi perché torna stasera su Antenna 3 La Zanzega, il programma itinerante alla scoperta del Triveneto. Questa sera Daniele Marcassa e Ivo Gallo ci porteranno nella Marca trevigiana con un viaggio tra luoghi colorati di mistero, arte, sport, storia e birra. Tappe a Villa Bazzia e Villa Giustiniana Busco di Ponte di Piave, poi alla chiesa di San Giorgio di San Polo di Piave e alla chiesa dei Templari Tempio di Ormelle. Appuntamento quindi come ogni giovedì sera dalle 21:15 qui su Antenna 3. È tutto anche per questa sera, non ci sono aggiornamenti particolari da Treviso e Belluno. Vi ringrazio per l'attenzione, c'è il meteo, buona serata. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Aria fredda proveniente dalla Russia raggiungerà l'Italia. Il tempo sarà stabile, ma avremo un brusco calo termico sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di venerdì 12 febbraio sarà asciutta, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Il cielo però si presenterà piuttosto nuvoloso e coperto, anche se al pomeriggio non si escludono delle parentesi maggiormente soleggiate. Forte vento di bora sulla pianura e nelle aree costiere. Temperature, come detto, in sensibile diminuzione, con la colonnina che potrebbe portarsi su valori davvero pungenti, minime sotto zero praticamente ovunque, massime non oltre i 3 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il contesto sarà lo stesso, sempre tempo stabile con maggiore presenza di sole qui. Il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui meno 5 e meno 2 gradi, massime intorno a 1-2 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà simile, con un ampio soleggiamento, salvo per locali addensamenti, ma saranno del tutto innocui. Temperature minime intorno ai meno 6 gradi, massime invece di poco sopra lo zero. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.